Una giovane turista è stata gravemente ferita in campo San Giacomo d'Allorio, in pieno centro storico a Venezia, dopo essere stata aggredita dal suo compagno. A noi è stato raccontato che un ragazzo spagnolo ha aggredito la fidanzata per delle dinamiche di coppia che non conosciamo. Lei a un certo punto è caduta, cadendo si è ferita e ha cominciato a sanguinare tanto. Qua non c'era niente di aperto, non sappiamo niente perché non c'erano bar aperti, non c'era niente. La coppia, dopo aver passato la serata in alcuni locali, si era fermata ai piedi del campanile della chiesa di San Giacomo. È in questo punto dove il 35enne, presumibilmente ubriaco, ha iniziato un'accesa discussione con la compagna. Sembra l'abbia colpita più volte, ma non è ancora chiaro se la ferita alla testa sia stata causata da una caduta a terra dopo una spinta. Dai racconti sembra che l'abbia soltanto spinta e lei abbia battuto la testa o sul muro qui della chiesa o comunque per terra, insomma, magari in preda all'alcol. Lui ha perso il controllo e lei ha perso l'equilibrio, insomma. A dare l'allarme una residente della zona che dalla sua camera da letto ha sentito le urla della giovane. Si è svegliata di soprassalto, è venuta fuori subito, appunto ha aiutato la malcapitata con il fidanzato che era in stato di shock, avendo la spinta si era reso conto di cosa aveva fatto. Alle grida di aiuto sono intervenuti altri vicini che hanno chiamato i carabinieri e i sanitari del SUEM 118. Alle prime luci del giorno, dove la giovane turista è stata soccorsa, era presente una vistosa chiazza di sangue. La macchina per precisione era lì, infatti una dei nostri collaboratori aprendo la mattina ha visto ed ha pulito subito perché ci sarebbero poi state le comunioni qua in campo San Giacomo. La giovane ora si trova in ospedale in condizioni gravi ma stabili. Al momento l'uomo è stato denunciato per aggressione e si attende che la donna si riprenda per sapere se voglia sporgere o meno denuncia.